Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, venerdì 7 febbraio. Eh sì, caro Andrea, purtroppo, ahimè, dobbiamo ancora dire una volta avevamo ragione. Perché? Perché con molta preoccupazione so che il comune di Chioggia, se non ha già ricevuto, riceverà la deliberazione 354 del 18 di dicembre della Corte dei Conti. Dove, che cos'è che dice la Corte dei Conti? Dice che quello che abbiamo detto noi sin dal 2022, quindi 2023 e 2024, avevamo ragione. Attenti ai debiti fuori bilancio, perché? Perché ne fate troppi, dovete stare più attenti. Attenti soprattutto addirittura a che cosa? A tutti i fondi che non riuscite a incassare, a tutte le tariffe che non riuscite a incassare. Abbiamo parlato della Tari, abbiamo parlato anche di altre spese che il comune sostiene, fatture che fa e che non incassa. Il fondo che noi alimentiamo e quindi priviamo la città di risorse vere, di fatto fanno aumentare le tariffe, come la Tari per esempio. Quindi la Corte dei Conti dice dovete stare attenti e dovete recuperare questi crediti, perché non possono subire i cittadini aumenti tarifari per colpa di chi non paga. Quindi ecco ancora una volta, attenti, scrupolosi, svegliatevi, come l'abbiamo detto noi. E l'ultima cosa, perché non voglio andare avanti, perché avremo modo di discutere in Consiglio Comunale ulteriormente, ammesso che ci ascoltiate, il discorso dell'allineamento, della conciliazione fra enti e comune. Non possiamo avere debiti e non conciliarli. Perché? Perché poi succede come con i trasporti, che non vengono fatti i trasporti, non viene dato un servizio, per forza CTV scappa, se non la paghiamo. Quindi sindaco, comune, state attenti, questo è un avviso importante che vi fa, una raccomandazione importante che fa la Corte dei Conti, a seguito di quello che avevamo già detto, a seguito di quello che avevamo ripetuto nel 2022, oggetto di questa deliberazione di avviso e di attenzione, e nel 2023 e nel 2024. Quindi attento, occhio, che vi stiamo controllando, collaborate con noi. Perché? Perché noi siamo disponibili sempre, non come voi, che voi reclamate la disponibilità e poi di fatto non la date mai. E la trasparenza, siate più trasparenti, ascoltateci di più e ascoltate i cittadini. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce e gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 €. Si è concluso ieri all'Istituto Comprensivo Sottomarina Nord, alla scuola Pascoli, lo STEAM for All, l'evento per dimostrare l'importanza delle materie STEAM, della loro scoperta, della loro conoscenza e dell'applicabilità in tutti i settori di sviluppo. STEAM for All quest'anno ha voluto dare risalto all'importanza della conoscenza delle STEM al fine di applicarle, oltre che per la sostenibilità, anche per l'inclusività, con la robotica al servizio della persona. Lo abbiamo visto durante la prima giornata, quando è stata mostrata ai ragazzi la potenzialità dell'utilizzo della materia STEM nella realizzazione di una carrozzina in grado di muoversi in varie modalità, a seconda delle disabilità di chi li utilizza, grazie all'integrazione dell'intelligenza artificiale. Ieri circa 300 alunni delle scuole Todaro, Pascoli e la terza D della scuola Caccin hanno potuto ascoltare la testimonianza di Alex Tiozzo, il quale ha raccontato la propria esperienza in modo semplice, riuscendo a coinvolgere i ragazzi che con numerose domande hanno animato l'incontro. Alex, vittima di un incidente, ha descritto le conseguenze subite, ma ha anche spiegato ai ragazzi dell'importanza di trovare in se stessi la forza per risollevarsi, ma anche la necessità di trovare strumenti validi per poter ottenere nuovamente la funzionalità degli arti inferiori amputati. Le sue protesi sono state progettate e costruite dal centro INAIL di Budrio.
È stato un incontro di forte impatto, il racconto di un'esperienza che ha tenuto tutti i ragazzi col fiato sospeso, un momento che ha permesso loro di capire il motivo di queste 4 giornate dedicate a Science, Technology, Engineering, Arts e Maths e l'importanza di iniziare fin da piccoli a conoscere, a prendere dimestichezza e a utilizzare con consapevolezza le branche della tecnologia. Il progetto STEM for All nasce da un'idea della professoressa Cecilia Gidotti, che, ci tiene a sottolineare, sarebbe rimasta solo un'idea se al suo fianco non ci fosse stato un team solido e collaudato a collaborare per realizzarla. L'evento, concluso ieri in questa modalità importante per l'istituto e per tutti coloro che hanno collaborato, non conclude per i ragazzi l'esperienza con le STEM, che prosegue lungo tutto l'anno scolastico. Protecta, scelta sempre da più famiglie e imprese per proteggere la propria casa e la propria attività dai furti e per vivere con maggior serenità. Tecnologie avanzate, monitoraggio professionale ed esperti pronti a intervenire in qualsiasi momento. Solo 60 secondi dalla verifica dell'intrusione all'invio delle forze dell'ordine. Contatta Protecta per un consulto adatto alle tue esigenze. 800 778 779. Affidati a Protecta, sempre al tuo fianco. Dunque, ormai sapete che è un pezzo che critico il sindaco anche in maniera, insomma, anche troppo poco in confronto ai danni che sta facendo. Detto questo, però, ormai più di qualcuno con delle critiche che crede magari chissà che cosa, qualcuno anche me l'ha detto per strada e qualcuno magari lo sospetta che io stia facendo questo per un mio ritorno alla politica. Ecco, non è così. Io sono stato consigliere comunale molti anni fa per una decina d'anni con Forza Italia. Sulla mia scrivania, la mia diciamo postazione c'è la foto di Silvio Berlusconi, ma non lo dico per darmi delle arie, sono sempre stato berlusconiano e mi sento ancora legato alla figura del presidente di Forza Italia, ma non ho nessuna intenzione di tornare in politica, cioè ve lo dico, lo confermo, mi chiamo Andrea Comparato, non mi chiamo Roberto Rossi che ha usato lo stratagemma dell'impianto GPL per essere riesumato dalla politica. Se io volessi tornare in politica lo direi apertamente, non ho nessuna intenzione di tornare in politica. Qualcuno mi dice sindaco, no, io non sono in grado di fare il sindaco. Il sindaco deve essere una persona preparata, capace, che nella vita ha dimostrato coi fatti di fare qualcosa, che sappia che cos'è la macchina comunale, che abbia delle competenze e non il primo che passa per strada, perché alla fine abbiamo votato, l'ho votato anch'io purtroppo, Mauro Amelao, perché aveva una faccia pulita, sembrava che volesse impegnarsi. E dopo l'esperienza di Alessandro Ferro, il sindaco Alessandro Ferro, che è una bravissima persona, però non è una persona che si è trovato sindaco per caso, è un po' introverso, io lo stimo, Alessandro è un amico e la mia non è una critica. A fronte di un sindaco che era un po' introverso, abbiamo avuto questo che andava in giro per le frazioni, faremo le cose insieme, decideremo insieme, un sacco di cazzate che ha detto durante la campagna elettorale, di cui non ce n'è una avesse fatto una cosa di quelle che ha detto, ecco, senza contare i danni che sta facendo. L'ultima della serie, questa della Corte dei Conti, dove praticamente mancano all'appello 4 milioni di euro, ecco. Comunque questo è un discorso che parliamo più avanti. Quindi ribadisco, non ho nessuna intenzione di tornare a fare politica. In realtà la sto già facendo, la faccio tutti i giorni. E se devo criticare il Partito Democratico perché dice fesserie sui migranti, critico il Partito Democratico. Se devo criticare il ministro Salvini con la storia delle targhe e l'assicurazione ai monopattini, mentre biciclette elettriche che vanno a 50 all'ora, non ha fatto nulla. Come se devo fare i complimenti alla Meloni perché il governo italiano è autorevole in tutta Europa e in tutto il mondo, quindi sono libero sia di criticare che di fare i complimenti. E quindi praticamente voglio continuare ad avere questa figura. Nel mio profilo c'è scritto Andrea Comparato, ultimo dei Pirla. In realtà avrei dovuto scrivere un primo dei coglioni per tante cose, ma e quindi voglio dire, uno che è così non si vuole certamente mettere in politica. Ecco, io auspico che questa bruttissima esperienza che stiamo avendo con Amelao, che purtroppo non finisce, speriamo che i consiglieri di maggioranza e anche qualche assessore si metta la mano sulla coscienza e capisca che sta portando al baratro la città,
Conclusa questa esperienza di questi incapaci, perché questa è la realtà oggettiva, incapaci amministrativi e contabili, confido che venga fuori dalla società civile un candidato preparato, capace, che voglia mettersi la faccia, che voglia mettersi impegno, e l'elettorato capisca che non dobbiamo votare uno perché è più simpatico, perché è meno antipatico, e non deve pensare a quello che gli può venire utile, perché in questo momento, parliamoci chiaro, chi sta avendo dei vantaggi da tutta questa stazione amministrativa sono solo grandi imprenditori, sono solo quelli, la gente per strada, la gente. Io perché mi dicono ma tu cos'hai di personale, sono sindaco. La cosa personale è che io, essendo stato anche consigliere comunale, vedere anziani e studenti abbandonati alle fermate della Corriera perché questo incapace in 2 anni non ha capito cosa fare o non ha voluto cosa fare, se permettete mi girano le balle, ecco. È stata un'indagine complessa quella che ha portato il Nucleo Carabinieri Forestale di Mestre a un'importante azione antibracconaggio lo scorso 27 gennaio tra le province di Padova e Venezia. A tale operazione hanno collaborato i Nuclei Carabinieri Forestale di Padova, Portogruaro, Vittorio Veneto Asolo, del Monte Grappa e il Nucleo Carabinieri CITIS Venezia, impegnati dall'alba a notte fonda. L'operazione ha portato alla denuncia a piede libero di 4 persone alle autorità giudiziarie di Padova e di Venezia. Uno tra loro, un 77enne privo di licenza da caccia, è stato sorpreso mentre rientrava nella sua abitazione. A bordo della vettura con cui stava rientrando si trovavano centinaia di esemplari di avifauna cacciati di recente. Non aveva nessun documento di tracciabilità e, a quanto ha riferito, tali esemplari provenivano da un'azienda faunistico-venatoria situata poco distante. Nell'abitazione del 77enne perquisita è stato rinvenuto un locale attrezzato per la lavorazione delle carni. Altre attrezzature sono state rinvenute all'interno di un capannone, inclusi frigoriferi e congelatori, contenenti esemplari già confezionati ed altri in lavorazione. Oltre a munizioni, in numero ben superiore al consentito. Al termine dei controlli sono state sottoposte a sequestro probatorio le attrezzature e il capannone, oltre a 3 fucili, 11.000 munizioni e materiale utile per le indagini. In supporto sono giunti i veterinari dell'ASL di Padova e un esperto ornitologo. Mentre si stava procedendo alla perquisizione è giunto un 46enne cacciatore per consegnare una 50ina di alzavole da spiumare e deviscerare. I controlli sono stati estesi anche a suo carico. Presso la sua residenza nel Veneziano sono state rinvenute munizioni in numero superiore al consentito, oltre a documentazione riconducibile a un'attività illecita. I controlli sono inoltre stati estesi anche all'azienda faunistica venatoria, citata dal 77enne, dove è stata raccolta la documentazione relativa alle indagini e dove sono stati sottoposti a sequestro 3 fucili da caccia e 8.500 munizioni custodite in maniera non idonea. Il legale rappresentante dell'azienda è stato quindi deferito a piede libero all'autorità giudiziaria. L'esperto ornitologo, tra i circa 1.400 esemplari di avifauna sequestrati, ha individuato una decina di esemplari appartenenti a specie protette non cacciabili, oltre a un esemplare di moretta tabaccata, una specie protetta dalla Convenzione di Washington. Si ipotizza per i denunciati il concorso nei reati di macellazione clandestina, ricettazione, detenzione e vendita di specie non cacciabili e violazioni alla normativa che regolamenta la corretta detenzione e custodia d'armi, munizioni ed esplosivi. Festeggia con American Followers il tuo San Valentino. Lungomare Adriatico 76 Sottomarina, venerdì 14 febbraio, promozione per la serata, pizza in pala oppure panino con patatine fritte, compreso di coperto e una bibita in lattina o alla spina piccola, 12 euro. In più il karaoke e musica by Diego. American Followers, San Valentino, Lungomare Adriatico 76 Sottomarina.
Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, venerdì 7 febbraio, è la Kutulakis in Rivavena Chioggia. Vi saluto, vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo il sito chioggiaazzurra.it, i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News, il canale YouTube Chioggia Azzurra, la pagina Facebook Chioggia Azzurra e continuate a seguirci. Ciao a tutti!